Incidente mortale in una pista privata di motocross ad Aquileia, dove un 24enne ha perso la vita sotto gli occhi dei genitori. Nel Friuli occidentale gravemente ustionati un uomo e un bambino. Il decreto festività chiude le discoteche per Capodanno, facendo arrabbiare i gestori che lamentano una grave discriminazione nei confronti del settore, costringendoli ad annullare le serate già organizzate. Oltre 5 milioni di euro di cartelle esattoriali sono stati annullati dal TAR del Friuli Venezia Giulia, che ha raccolto il ricorso di 5 aziende agricole friulane intimate a pagare per il caso delle quote latte. Il messaggio di Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato per la notte di Natale. Il Vescovo invita i fedeli ad aprire i cuori e guardare al futuro con fiducia. Alle 23 la nostra intervista nella Biblioteca Diocesana. Domenica il ritorno del derby regionale di pallavolo, di fronte la CDA Talmassons, reduce dagli storici quarti di Coppa Italia, e l'Itas Martignaco in cerca di riscatto dopo 5 sconfitte. Si gioca a Cividale. Buonasera e ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. In apertura la notizia di una tragedia che si è verificata nel primo pomeriggio di oggi al Motocross Park Las Vegas di Aquileia, dove Marco Celotto, un 24enne della provincia di Treviso, ha perso la vita in seguito a una caduta durante una sessione di motocross. Il ragazzo è morto sotto gli occhi dei familiari che, come molte altre volte, lo avevano accompagnato in questo motopark che lui ben conosceva. A seguire la vicenda per noi Monica Tosolini, che ci aggiorna con le ultime notizie. A te, Monica. È calato il buio qui alla periferia di Aquileia, dove questo pomeriggio si è consumata una tragedia per una famiglia originaria di Treviso, perché Marco Celotto, un ragazzo di 24 anni di San Polo, appunto in provincia di Treviso, era qui per una sessione di motocross accompagnato dai familiari, quando una caduta che inizialmente sembrava non essere nulla di grave, in realtà gli ha fatto riportare ferite talmente gravi che quando lui a un certo punto è svenuto, ha perso i sensi, si è capita la gravità della situazione, sono stati allertati i soccorsi, ma purtroppo per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. È successo intorno alle 15 di questo pomeriggio qui al Las Vegas, la pista dove il ragazzo era venuto con i genitori, e purtroppo la tragedia si è consumata proprio sotto i loro occhi. Probabilmente c'era anche un fratello qua con loro a vederlo. Ripeto, nonostante tutte le cure, l'intervento anche di sanitari, carabinieri, il ragazzo è spirato, e poco fa la sua salma è stata portata nell'obitorio dell'ospedale di Palmanova. Adesso ovviamente i carabinieri sono impegnati nei rilievi, negli accertamenti, anche col proprietario dell'impianto, e nelle prossime ore insomma si avranno notizie maggiori. Certamente però la dinamica sembra chiara: un incidente durante appunto questa sessione di motocross è stato fatale al giovane centauro di 24 anni. Carabinieri al lavoro, e ne sapremo di più nelle prossime ore. Grazie a Monica Tosolini e a Paolo Bassi, che sulla tragedia di Aquileia hanno sentito anche il sindaco Emanuele Zorino, sconvolto per quanto accaduto e tra i primi a raggiungere il luogo dell'incidente. Sentiamo le sue parole. Con il sindaco Emanuele Zorino, una tragedia simile alla vigilia di Natale lascia veramente senza parole. Sì, è un momento triste questo, proprio perché ci accorgiamo di quella che è la fragilità della nostra vita, di come si può interrompere all'improvviso, e soprattutto quando parliamo della morte di un giovane ragazzo, un ragazzo che aveva appunto 24 anni, è una cosa che lascia noi tutti veramente basiti. Tra l'altro Max Liut, che è un nostro concittadino che si impegna giornalmente anche proprio per questi ragazzi che trovano qui ad Aquileia un punto di svago, ma anche di allenamento, perché poi questa è una pista di allenamento. Io l'ho visto con le lacrime agli occhi, una cosa veramente che infrange il cuore. Non ci sono parole e altre parole per definire quello che è il dolore di un padre che vede che perde il figlio mentre lo accompagno proprio e lo segue. Io non lo conoscevo, ma ho denotato veramente questo legame che nell'abbraccio, proprio nell'ultimo abbraccio, è stata una cosa incredibile dal punto di vista proprio
quella che è questa perdita, insomma. È un giovane di 15 anni del Medio Friuli è rimasto gravemente ferito questo pomeriggio a seguito di un incidente accaduto a Talmassons lungo la Napoleonica per cause al vaglio dei carabinieri della radiomobile della compagnia di Latisana. Si sono scontrati una vettura condotta da una donna di 45 anni e il minorenne che si trovava in sella al suo motorino. È stato quest'ultimo ad avere la peggio, riportando fratture e ferite, e un ragazzino di 16 anni e un anziano di 72 anni del Friuli occidentale sono rimasti ustionati in maniera grave questa mattina, uno per aver tentato di accendere la stufa a legna con una bottiglia di alcol, l'altro dopo una fuga di gas causata da una forte esplosione. Entrambi versano in gravi condizioni. Ustioni a viso, braccia e torace. Versano in condizioni serie un 72enne e un 16enne che questa mattina tra Bagnarola di Sesto Reghena e San Vito a Tagliamento sono stati investiti da un ritorno di fiamma. Giancarlo Dalla Mora alle 9:40 in via Sabotino stava cucinando all'interno di una dépendance su un fornello alimentato da una bombola GPL, quando all'improvviso, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Cordovado, si è verificata una fuga di gas che ha causato uno scoppio. Il 72enne è uscito da solo dalla pertinenza ed è stato soccorso da un vicino di casa. A Bagnarola sono intervenuti i vigili del fuoco di San Vito, che hanno provveduto a spegnere alcuni focolai residui, oltre a personale del 118 con ambulanza e l'elisoccorso. L'anziano, le cui condizioni sono apparse subito gravi, dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato all'ospedale di Udine per essere accolto nel reparto di terapia intensiva. Alle 11:30 invece il personale sanitario è dovuto intervenire in una zona centrale di San Vito per soccorrere un 16enne. Per accendere la stufa a legna della cucina ha utilizzato una bottiglia di alcol. Il combustibile ha generato un improvviso ritorno di fiamma che ha investito l'adolescente, provocando gli ustioni su più parti del corpo. Trasportato con l'elicottero del 118 all'ospedale di Pordenone, nel pomeriggio è stato trasferito in codice giallo in ambulanza al Burlo Garofalo di Trieste. Un giovane dell'Isontino è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale accaduto alle 14:30 a Mossa al volante di una Ford Fiesta. È andato a schiantarsi contro il muro di una casa. Violento l'impatto sul posto, oltre ai vigili del fuoco. Sono intervenuti i sanitari con l'ambulanza e l'elisoccorso. Il giovane è stato trasportato in volo al Santa Maria della Misericordia, ferito ma in maniera lieve anche il passeggero accolto al nosocomio di Gorizia. Moglie e marito di San Daniele sono rimasti feriti ieri pomeriggio nel vialetto della loro abitazione che porta al garage. Dopo aver posteggiato la vettura senza aver assicurato il mezzo con il freno a mano, il veicolo si è mosso. Per evitare di essere travolti, i coniugi si sono spostati di scatto cadendo a terra. Sono stati trasportati con l'ambulanza all'ospedale, medicati per ferite fortunatamente non serie. È un incidente di caccia, si è verificato ad Aquileia. Ieri pomeriggio un cacciatore nella zona ha esploso un colpo in direzione di quello che aveva scambiato per un animale selvatico. A essere raggiunto alla schiena un agente del Corpo Forestale, poi trasportato all'ospedale di Udine in condizioni non gravi. In ospedale a Palmanova sotto shock anche il cacciatore. A seguito dell'episodio accaduto, la UIL FLP ha chiesto un confronto urgente con l'amministrazione regionale e con la parte politica sul ruolo del Corpo Forestale regionale e sulla sicurezza dei suoi operatori. E passiamo al Covid con il consueto report di oggi. In Friuli Venezia Giulia su 7.860 tamponi molecolari sono stati rilevati 643 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'8,18%. Sono inoltre 14.068 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 183 casi. Si conferma essere la prima fascia di contagio quella degli under 19, con il 19,37% dei positivi, a seguire quella 40-49 anni con il 17,80% e quella 50-59 con il 15,25%. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 10 persone, tra le quali anche un uomo di 68 anni di Turriaco, deceduto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 25, i pazienti ospitalizzati in altri reparti calano a 275. Infine, relativamente alle residenze per anziani del Friuli Venezia Giulia, si registrano 3 contagi tra gli operatori e 4 positivi tra gli operatori. Ed è entrato in vigore il decreto festività che impone maggiori restrizioni fino al 31 gennaio. Visto il sostanzioso aumento dei contagi, cambia anche l'estensione del Super Green Pass che dal 1 febbraio sarà ridotto da 9 a 6 mesi. Nel servizio tutte le novità introdotte dal governo.
Nuova stretta di Natale con la variante Omicron che dilaga. Dopo la cabina di regia, presieduta dal Premier Draghi, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto festività che aumenta le restrizioni dopo il boom di contagi sia a livello nazionale, oltre 44.000, e sia in regione con più di 1.000 nuovi positivi. Diverse le novità fino al 31 gennaio, con in primis l'estensione dell'obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione al chiuso, anche al banco. Chi ha il solo esito negativo del tampone non potrà quindi prendere un caffè o mangiare un travenzino al bancone del bar, ma solo tra i tavoli all'aperto. Servirà il Super Green Pass anche in palestre, piscine, musei e per lo sci. Obbligo di mascherina all'aperto e di FFP2 al chiuso in cinema, teatri e per eventi sportivi, nonché sui mezzi di trasporto. Nello stesso periodo stop alle feste anche in piazza all'aperto. Non ci saranno, invece, al contrario dello scorso anno, limitazioni di legge al numero di ospiti in casa per la vigilia o il giorno di Natale. Sospese, fino al 31 gennaio, le attività di discoteche e sale da ballo. I visitatori delle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice dovranno avere il Green Pass rafforzato, ma se non hanno effettuato la terza dose di vaccino dovranno esibire anche un tampone negativo. Rimane in vigore la regola del tampone obbligatorio per chi arriva dall'estero, anche se è vaccinato. È prevista l'effettuazione di tamponi a campione al momento dell'ingresso in Italia dall'estero. In caso di positività si applica la misura dell'isolamento fiduciario per 10 giorni. Chi non ha a disposizione un alloggio deve stare in isolamento nei Covid Hotel. Dal 1 febbraio, altra novità importante, la durata del Green Pass vaccinale sarà ridotta da 9 a 6 mesi e la somministrazione della terza dose sarà ridotta da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Infine, per consentire il ritorno in classe in sicurezza alla fine delle vacanze di Natale, potrebbe esserci uno screening straordinario degli studenti a gennaio. E con le discoteche chiuse a Capodanno monta la rabbia dei gestori che lamentano una discriminazione grave nei confronti del settore. Nonostante le prevendite già acquistate e le prenotazioni registrate, sono stati costretti ad annullare le serate già organizzate e dicono attenzione ora alle feste private abusive. Monta la rabbia dei gestori delle discoteche dopo le nuove misure anti-Covid annunciate a meno di una settimana dal Capodanno che impongono la chiusura forzata delle sale da ballo e delle discoteche a causa dell'impennata dei contagi. Siamo spiazzati, si penalizza una categoria che ha anche valorizzato la campagna vaccinale, visto che per entrare serve il Super Green Pass, commenta Lorenzo Don, gestore della discoteca Royal di Cordenons. Ora sarà boom di feste abusive perché i ragazzi con 2 dosi di vaccino non stanno a casa a Capodanno, così noi perderemo il totale del fatturato e rimane a rischio la salute pubblica. A questo punto sarebbe stato meglio per tutti andare in zona rossa per 3 giorni, conclude Don. Dello stesso avviso Raffaele Petris, gestore della discoteca Picchio di Sutrio. I giovani che non intendono stare chiusi in casa e quindi troveranno luoghi di svago alternativi ma abusivi, e quindi con questo nuovo decreto andremo a favorire quello che sarà l'abusivismo a livello di divertimento e senza controllo, senza tracciamento, e di conseguenza creano un danno sia alla salute pubblica che all'economia. Eravamo pronti ad una stretta, almeno si discuteva di questo, relativa ad un tampone anche ai vaccinati, per cui eravamo pronti anche a questa disposizione. Chiaramente devono predisporre in maniera abbastanza celere quelli che sono poi i ristori, perché comunque come tutte le attività anche le discoteche hanno dei costi fissi, dei costi in ammortamento, ma soprattutto degli investimenti già fatti sulla stagione. Caffè espresso al bancone solo per i vaccinati, un provvedimento illogico secondo la FIPE Confcommercio che rende ancora più macchinoso il lavoro dei barristi. L'ennesima mazzata per il settore, tuona Antonio Dallamora, presidente provinciale. Al di là del fatto che qualcosa avevamo capito che c'era nell'aria e ci aspettavamo un'ulteriore mazzata, c'è da chiedersi a quante mazzate riusciremo ancora a resistere, perché è bello avere le città agghindate, le luci accese, le vetrine illuminate, i locali aperti dove fermarsi a bere qualche cosa, però a suon di colpi come questo si rischia che in futuro, non dico che ne restino pochi, ma non siano più così tanti. L'ingresso anche solo al bancone, quindi per il caffè veloce, con il Green Pass limiterà sicuramente la presenza e poi rende macchinoso il lavoro. Intanto piovono le disdette ai ristoranti per il pranzo di Natale. L'obbligo del Super Green Pass, l'aumento dei contagi e del costo della vita incidono quest'anno sulle scelte dei molti, come ad esempio per i pordenonesi. La maggior parte di loro trascorrerà il 25 dicembre a casa. Vediamo.
Natale in famiglia, a casa, ristoranti tutt'altro che pieni per il pranzo di domani. L'obbligo del Super Green Pass, l'aumento dei contagi da Covid-19 e l'incidenza della nuova variante Omicron si ripercuotono sulle scelte dei pordenonesi, che tra l'altro devono fare anche i conti con l'aumento del costo della vita. Così alcuni di loro si sono confidati ai nostri microfoni. Trascorrerà il Natale a casa con i parenti? Sì. Ecco, nessuno è uscito al ristorante, immagino. No, anche perché siamo sempre al verde. C'è un po' di timore per questo virus, immagino. Sì, ma è bello stare a casa. Resterà a casa con familiari, parenti, andrà... Da sola. Ha paura un po' del virus? Guardi, se è una cosa che non sopporto questa, ma comunque sì. Beh, logicamente, dai, ormai va bene così, dai. C'è un po' di preoccupazione per questo virus? No, per me assolutamente niente, perché quando è la nostra ora ce ne andiamo, guarda, figurite se il virus... Ristoranti neanche pensarne quest'anno? No, io non sono vaccinata, quindi non posso andare perché sono allergica a un sacco di cose, quindi... Ed è corsa alle farmacie per il tampone antigenico, le richieste stanno crescendo in maniera esponenziale. Nella maggior parte dei casi sono persone già vaccinate in attesa della terza dose e che rientrano in regione per visitare parenti e amici. Farmacie della regione sotto pressione per la crescente richiesta di tamponi antigenici. Il peso comincia a diventare importante, spiega il consigliere di Federfarma Luca Cadamuro, soprattutto alla luce di notizie che vanno ad aggravare il nostro tipo di lavoro. Ce ne sono tante che si rincorrono e che creano allarmismi o confusione sulla differenza tra Green Pass e Super Green Pass. C'è chi chiede la prenotazione per la terza dose in anticipo rispetto ai tempi indicati per paura di non trovare posto e c'è chi ha fatto il tampone molecolare da 24 ore e ritiene di doversi sottoporre anche quello antigenico per potersi sedere a tavola con i parenti. Attualmente nella mia farmacia, continua Cadamuro, si effettua almeno un centinaio di tamponi al giorno, soprattutto su persone già vaccinate o in attesa della terza dose. Si tratta generalmente di persone arrivate da fuori regione per incontrare parenti o per andare a trovare anziani e ricoverati in strutture sanitarie o per poter salire sui mezzi pubblici. Sono calate invece le richieste da parte di persone non vaccinate in corrispondenza con la chiusura di aziende e scuole per le festività. Nel mio caso riesco a evitare le code perché il servizio viene effettuato su prenotazione, ma una cosa è certa, conclude Cadamuro, per evitare disagi ai normali fruitori della farmacia, mi sono organizzato facendo eseguire i tamponi da un'infermiera e inviare i dati da un'addetta. L'ospedale di Udine è il primo in Europa ad essere dotato dell'innovativa tecnologia Gamma Pod per il trattamento del tumore al seno, un macchinario donato all'azienda sanitaria dalla Fondazione Friuli. È un giornata importante, sono orgoglioso di rappresentare questa azienda, sono orgoglioso soprattutto che la Fondazione Friuli assieme alla Regione possa averci portato a questo traguardo, un traguardo importantissimo. Stiamo parlando di strumentazione che solo questa azienda ha in Europa e che sicuramente ci aiuterà nel sconfiggere naturalmente altri mali oltre al Covid. Questa nuova strumentazione permetterà sicuramente di ridurre quelle che sono, diciamo, le ripercussioni che può avere in questo caso una donna rispetto a determinati tipi di terapia, dovrebbe facilitare naturalmente anche il percorso di trattamento della stessa donna. La Fondazione sta dimostrando con i fatti la grande sensibilità del sistema di salute e quindi contribuisce a questo risultato insieme alle risorse pubbliche dell'azienda sanitaria e quindi della Regione a questo importante investimento. Abbiamo visto un valore di eccellenza importante che trova sede nell'ospedale di Udine grazie anche alle competenze professionali dei medici che ovviamente abbiamo ascoltato in che modo potranno in qualche modo andare incontro nel modo migliore su condizioni di patologia oncologica, quindi stiamo parlando di cose molto importanti. Oltre 5 milioni di cartelle esattoriali sono stati annullati dal TAR del Friuli Venezia Giulia, che ha accolto il ricorso di 5 aziende agricole friulane intimate a pagare per il caso delle quote latte. Le cifre per ognuna variavano dai 300.000 fino ai 2 milioni di euro.
Il TAR del Friuli Venezia Giulia, con una serie di recenti sentenze, ha annullato altre 5 cartelle esattoriali per le quote latte, per cifre complessive attorno ai 5 milioni di euro. Il Tribunale amministrativo con sede a Trieste, che già a inizio dicembre aveva espresso lo stesso parere per 2 cartelle da 600.000 euro ciascuna, ha replicato identici pronunciamenti a favore di agricoltori e aziende agricole friulane di Mereto di Tomba, Cordenons, Sedegliano e Lestizza, che nelle scorse settimane si erano visti ricapitare le intimazioni di pagamento per l'eccesso delle quote latte prodotte tra fine anni 90 e inizio 2000. Le cartelle presentavano cifre da capogiro dai 378.000 euro fino a oltre 2 milioni l'una. Il TAR ha accolto i ricorsi e annullato i provvedimenti impugnati. Alla base della decisione diverse motivazioni, tra cui l'intervenuta prescrizione del presunto credito di Agea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'errata e indebita iscrizione a ruolo degli interessi e il difetto di motivazione in ordine alla loro quantificazione. Un sospiro di sollievo per questi agricoltori friulani a fronte di migliaia di cartelle che, come avevano denunciato Cospalat, FVG e produttori latte del Friuli Venezia Giulia, stanno arrivando alle aziende di tutto il nord Italia. Intimazioni a pagare queste che stanno mettendo in ginocchio molti produttori, perché accompagnate da pignoramenti di conti correnti e pagamenti del latte conferito ai caseifici. I produttori non sarebbero più in grado di continuare la propria attività, perché così non possono far fronte agli impegni finanziari e provvedere al sostentamento proprio e degli animali. Le associazioni per questo chiedono con forza l'intervento dello Stato per sbloccare tale situazione. Sono state depositate le motivazioni della sentenza che ha assolto Paolo Calligaris dall'accusa di omicidio della compagna Tatiana Tulissi, freddata l'11 novembre 2008 con 3 colpi di pistola nella villa dove i due abitavano a Manzano. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Trieste, esaminando il ricorso presentato dopo la condanna a 16 anni di reclusione dell'imprenditore manzanese, hanno ritenuto assolutamente infondato il movente legato alla crisi di coppia. Sono stati smontati di fatto i pilastri dell'accusa che puntava su una tempistica compatibile con l'arrivo a casa di Calligaris dal lavoro, la chiamata al 118, i colpi di arma da fuoco uditi da una vicina di casa. Per la Corte d'Assise d'Appello la condanna è giunta con elementi privi di certezza, gravità e precisione, violando anche le regole del prudente apprezzamento della prova. Calligaris, quindi, oggi 52enne, è stato assolto con formula piena. Sull'assassinio di Tatiana non è stata fatta ancora luce. E c'è un indagato per favoreggiamento personale per l'ipotesi di concorso nel delitto della strage di Natale del 1998, quando in via Ungheria a Udine morirono 3 agenti della squadra volante uccisi nello scoppio di un ordigno. È un friulano di 69 anni, residente a Premariacco. La bomba esplose alle 5:50, uccidendo Giuseppe Guido Zanier, Adriano Ruttari e Paolo Cragnolino. L'inchiesta era stata chiusa e poi lo scorso anno è stata riaperta dalla Procura di Udine. Il Natale sia segnale di pace e di speranza per tutti, è questo il messaggio che l'arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzoccato ha voluto lanciare in occasione del Natale. Alle 23 di questa sera Telefriuli trasmetterà lo speciale dedicato a Monsignor Mazzoccato e al suo messaggio natalizio, del quale vediamo una parte. Cari fratelli e sorelle, volentieri rivolgo un sentito augurio di Santo Natale che non lo faccio con le mie parole, ma col canto che gli angeli hanno rivolto ai pastori. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama. Lo conosciamo a memoria questo canto. Vorrei che lo cantassimo per Natale, perché quando alziamo gli occhi verso i cieli, aperti da Gesù che nasce, i cuori si sollevano. Se lo facciamo insieme ancora di più, e quando i cuori sono sollevati, abbiamo anche una predisposizione alla pace tra di noi, specialmente dando un segnale di pace, di serenità a quelli che sono più affaticati. E la prima che ci offre un segnale di forza interiore e di speranza è proprio Maria, la quale si muove e va, potremmo dire, verso l'ignoto, con questo bambino che è nel grembo, e però ci va dicendo Magnificat, l'anima mia magnifica il Signore ci dia questa grande gioia interiore. Ecco allora, gloria a Dio, pace in terra e con la benedizione del Signore. E c'è chi realizza presepi tutto l'anno come Mario Mauro, che porta avanti questa passione da anni, da quando ne aveva soltanto 16, o come Loretta, che ha iniziato 20 anni fa per far felici i nipoti per le feste di questo Natale. Le loro creazioni sono state esposte fino al 6 gennaio nella piccola chiesa di Primulacco a Povoletto. Vediamo.
una rassegna di presepi particolari in questa splendida chiesetta. Quali sono le sue tecniche, quali sono i presepi che ha realizzato? Beh, diciamo che ho iniziato da piccolo. Sapevo fare presepi diciamo vecchia data sempre. Quei tempi si faceva in famiglia, si era in 16 in famiglia, io fino a 16 anni, e quando era da pregare il rosario ricordo mio nonno che andava vicino al presepe e pregava il rosario assieme alla famiglia. Dopo col crescere i presepi li ho fatti sempre e rimangono sempre nel mio cuore. Piacere che la gente venga a vederli, perché almeno prendo soddisfazione, sentire magari anche qualche critica e tutto fa bene ai prossimi, no? Io sono partita molto più tardi rispetto al signor Mauro lì, perché sono 20 anni, ho iniziato a fare i presepi per i miei nipoti, diciamo, e da lì poi sta passione è continuata, cioè non ho più smesso, ogni anno cerco di fare qualcosa di nuovo, di creare qualcosina. Grande successo per il concerto di Natale del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, con protagonisti Piano 12, 12 pianoforti contemporaneamente sul palco, con un repertorio che ha spaziato dal barocco al pop. Tradizionale concerto del Natale con 12 pianisti anima dell'ensemble Piano 12, quello tenuto al Teatro Nuovo Giovanni da Udine a conclusione di Nei suoni dei luoghi, 23esimo festival organizzato dall'Associazione Progetto Musica con sostegno del Comune di Udine e della fondazione dello stesso Teatro Nuovo, che hanno anche voluto commemorare il tragico attentato che il 23 dicembre 1988 in Viale Ungheria a Udine costò la vita a 3 agenti di polizia mentre svolgevano il loro servizio. Con direzione di Ferdinando Mussutto, l'ensemble Piano 12 è l'unica formazione italiana composta da 12 agguerriti pianisti, 6 uomini e 6 donne, che dal 2010 si esibiscono simultaneamente ai pianoforti a coda con progressioni ritmiche simultanee, alternate ed opposte, con in repertorio musica classica coniugata a quella moderna. Le elaborazioni per l'ensemble portano la firma dello stesso Civilotti, che è pure il supervisore degli arrangiamenti, nonché di Ferdinando Mussutto, Matteo Andri e Daniele Russo. Palinsesto dedicato al Natale per Telefriuli con una programmazione esclusiva questa sera alle 21, puntata speciale di Tie Break con Catine, a seguire il concerto di Alessandro Pozzetto and the Christmas Star tra gospel e grandi classici natalizi. Subito dopo invece, come detto, il messaggio natalizio dell'arcivescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzoccato. Siamo allo sport, domenica il ritorno del derby regionale di pallavolo, di fronte alla CDA Talmassons, reduce dagli storici quarti di Coppa Italia l'Itas Martignacco, in cerca di riscatto dopo 5 sconfitte, si gioca a Cividale alle 17 e di questo si parlerà tra poco nel corso di Sport FVG, spazio anche all'Udinese con il mercato e un possibile nuovo arrivo per la fascia destra e infine di corsa in montagna con il nuovo calendario del Trail Running Tour. Era questa l'ultima notizia per questa sera da parte mia, di tutta la redazione di Telefriuli e del gruppo Media Friuli. I migliori auguri per un sereno e felice Natale a tutti voi. Grazie e buona serata.